Eccomi per l'occasione eccezionale, perché nella mia vita grandi premi non ne ho mai presi. Di questo premio che mi piace particolarmente, direi che un po' mi commuove perché viene dalla mia città e alla quale ho cercato di dare l'Istituto Veneto, associato ai musei civici immagino, ma l'Istituto Veneto, che ha una tradizione per noi importantissima, per un veneziano è qualcosa in più che per chiunque altro, mi vuole insignire di questo premio alla carriera e io spero che, raccontandovi un po' quella che è stata la mia vita e associando il mio pensiero a quest'opera che ho dedicato proprio a Venezia, possa essere un premio meritato. Allora, eccomi qua a raccontarmi che è una cosa molto complessa, non vorrei mai doverlo fare, però in questo caso l'opera ci aiuta, l'opera è pronta, è una dedica storica, non è stata fatta oggi, è un remake, si chiama Aria ed è una dedica storica ai miei viaggi a Murano attraverso la laguna con la mia barchetta e con gli amici gabbiani. E è fatta di materia prima, due materie prime, i pixel dei TV e dei monitor e questa massa incredibile di vetro colorato che io ho voluto mettere proprio pezzo per pezzo come avessi dipinto un acquerello, è il mio acquerello dedicato alla nostra laguna. E quella volta era importante, aveva un senso importante, l'ho fatta a Tokyo e poi l'ho fatta a New York, prima nel 90, e a New York mi ricordo mi aiutò molto Nanjun Pai che mi diede tutta la tecnologia così, ce l'avevo già lì, e gli assistenti. E questo è molto difficile da montare, per cui di assistenti devo dire onestamente ce ne vogliono, perché sono 1500 kg di materiale. Ecco, partendo da questo, che quindi ha senso che io lo abbia ripreso perché mi vogliono dare questo probabilmente immeritato premio alla carriera, ho pensato io non posso mica portargli un pezzo di vetro magari bello ma fatto adesso, oppure fare un'installazione fatta adesso, e ho pensato che io, se mi danno un premio che è la mia storia, la mia vita, devo pescare dalla mia storia. Ed ecco che ho scelto questo proprio perché è dedicato a Murano, è dedicato a noi, al nostro vetro, e ha ancora lo stesso significato forte che aveva 35 anni fa. Ecco, allora questo è però già a metà strada della mia carriera, della quale vogliono appunto onorarmi, per la quale vogliono onorarmi di un premio. In realtà io lavoravo già da tanti anni naturalmente, e ho iniziato a fare video vetro prima, l'ho scoperto prima per merito di un amico, il vecchio Camerino, che era proprietario della Salviati, allora gigantesca fornace e con sale espositive, pezzi antichi da fare un museo. Lui mi disse: tu non puoi non lavorare col vetro, cosa ti importano le plastiche quando il vetro sta sotto i piedi, è la nostra materia. E questo vecchio signore mi veniva a prendere a casa col motoscafo, l'autista, per portarmi a Milano. Adesso che vado col carretto tirandomi dietro i pesi. Comunque è cominciato così, era il 69, ho fatto il primo pezzo per lui, così, che ha avuto un successo notevole, e nel 71 mi pare ci hanno invitato a quella che allora esisteva, che era la Biennale Padiglione di Venezia, che aveva un gran senso, e oggi l'hanno anche quella distrutta per fare niente, perché ha sempre fatto cose orrende da quando l'hanno rimesso, non lo usano per il suo scopo, ossia un padiglione per la città di Venezia che abbracci il nostro grande artigianato. Secondo me deve ritornare ad esserci, perché rappresenta la nostra cultura. Ecco, possiamo far venire tutti i grandi artisti del mondo, ma noi abbiamo molto da dire anche a livello di arte artigianato. Ecco, quella volta ho cominciato a lavorare col vetro, col video pochi anni dopo, a metà degli anni, erano gli anni 70, facevo queste figure di neon, già allora lavoravo il neon prima, e me stessa in neon, l'autoritratto, e poi sono passata
al video e ho subito mischiato i materiali. Per me il vetro, essere accoppiato al neon aveva senso e ho fatto le farfalle col corpo di neon. Subito dopo, e quindi gli ho dato un'altra vita al vetro, non solo l'oggetto magari bello ma fermo. E poi col video ho fatto le prime installazioni video associando i materiali. E allora avevamo altra tecnologia che si prestava di più e per quello la video installazione è nata in quell'epoca. Siamo stati gli artefici di un inizio di scoperta di materiale, come aver scoperto un materiale nuovo, assolutamente, che era la tecnologia. Però averci creduto allora, vi assicuro che eravamo un po' presi per pazzi, assolutamente. Ecco, poi ho continuato a fare queste video installazioni in tutto il mondo, è stato soprattutto a New York nell'80, mi hanno invitato al Museo Modern Art, che se non andavo via dall'Italia non ci sarei mai arrivata. In Italia non ti volevano. È stata dura per noi donne di quella età arrivare vive a tenere in piedi il nostro lavoro, non ci volevano. In più io coi video mi dicevano che rompevo proprio le scatole nelle gallerie, questa è la verità. Poi sono arrivata al MoMA nell'80, ho fatto un film in anteprima mondiale e una performance, che era l'epoca della performance che facevo già da altri 4 anni. Era il momento più forte dell'espressione mia, secondo me, quando bruciavo i corpi della donna fatti a pezzi, la donna che si svendeva e che io distruggevo e fatti in cera su questa piastra, diventava una decomposizione che diventava un'altra opera. E quella è stata l'idea mia, diversa da tutti gli altri performers. Non usavo il mio corpo, ma i calchi che distruggevo. E chi l'ha capita fu il grande maestro Farina, del direttore del Palazzo dei Diamanti a Ferrara, che volle poi fare una mostra importantissima, sempre nell'80, dei residui delle mie performance, che erano piastre con delle composizioni incredibili, perché buttavo anche i fiori rossi, le rose rosse sopra il corpo e si colava insieme la cera, era stupendi. Alcuni li ho salvati, probabilmente riuscirò anche a presentarli, se sopravvivo, in una prossima antologica, che mi auguro di fare. Ecco, e io continuo ad andare avanti. Il mio attuale presente è molto vivace, mi sono anche un po' abituata a questo lavoro da distanza, interviste stando a casa e tutte. Anzi, io in fondo devo dire che dal periodo Covid ho ricavato un intenso periodo di lavoro, perché già stavo a casa, in studio ci stavo volentieri, con i miei artigiani comunico molto bene, anche tante volte senza esserci, e sono riuscita a fare una grande mostra a Milano che è durata mesi, perché tra le chiusure e le non chiusure eccetera ci siamo arrangiati, è durata mesi, è andata molto bene, ho creato anche opere super nuove. E i miei libri, soprattutto gli ultimi libri d'oro, sono stati la copertina della lettura del Corriere della Sera di, diciamo, maggio, una forte immagine che si chiama "Non è tutto oro quel che luce". Quindi io spero ancora in un futuro, perché se dovessi pensare la carriera, mio Dio, sono morta, no, io spero di no. Per adesso tiro avanti malgrado l'età. E la mia antologica, se riuscirò a farla, e ce lo auguriamo sia io che la dottoressa Belli, questa antologica gigantesca, perché sono tanti anni, si chiamerà Guardando al futuro.